Durante la quarantena ci siamo svegliati come siamo bergamaschi, cioè siamo lì, siamo in quella fetta d'Italia e nel bene e nel male ti ci riconduci. Noi abbiamo vissuto qualcosa di inimmaginabile fino a pochi mesi fa. C'è stata soprattutto nel mese di marzo una tensione, una pressione emotiva sui cittadini di questo territorio che è qualcosa che è veramente difficile da raccontare. Sono state cicatrici, cioè il non poter salutare tuo padre perché lo porta via l'ambulanza e non lo vedi più e non gli puoi fare il funerale, cioè sono cose pesanti da assorbire. Persone che si sono trovate a perdere dei propri cari non hanno potuto far niente per salutarli o per trovarsi con altre persone nel momento del saluto, si sono rese conto del valore atavico che in fondo questa cosa ha. Questa emergenza avrà in futuro degli effetti importanti sul fronte del tessuto produttivo. Ho la sensazione che le aziende siano ripartite, nel senso che le persone sono tornate a lavorare, però soprattutto tutta l'attività manifatturiera che ha rapporto con l'estero, quindi con ordinativi e commesse che arrivano dall'estero, in questo momento è abbastanza ferma. Noi siamo inseriti in filiere che vanno ben al di là della Valle Seriana, ci aspettiamo che i prossimi mesi siano duri, siano complicati, perché anche se in Italia riusciremo ad uscire dalla pandemia come ci auguriamo, non è detto che questo contemporaneamente avvenga in tutti gli altri paesi con i quali abbiamo relazioni industriali fortissime. Quello che io spero che nasca dall'emergenza che abbiamo avuto è proprio la capacità di lavorare con una coesione istituzionale. Di fatto io credo che le amministrazioni locali abbiano dimostrato una forte capacità di risposta ai problemi. Abbiamo subito attivato reti di volontariato, trasporto di malati, consegna di farmaci, assistenza domiciliare, con tutte le risorse che avevamo a disposizione. Una valorizzazione degli enti locali e dei comuni in primis penso possa essere una via d'uscita auspicabile di questa emergenza. Negli ultimi 10 anni i territori montani sono quelli che più di tutti hanno sofferto l'impoverimento a livello di redditi e lo spopolamento a livello di persone. Per cui o si cambia radicalmente l'approccio tra centro e periferie, anche nell'attenzione politica e pubblica, anche a livello mediatico e di stanziamento di risorse, oppure questi territori sono destinati a impoverirsi e a spopolarsi ulteriormente. La comunità di Nembro è stata molto colpita dall'emergenza Covid, ma la fortissima botta, il fortissimo impatto che ha preso ha prodotto anche una fortissima reazione costruttiva. Larga parte della popolazione ha cercato di rispondere alla domanda: cosa posso fare io per gli altri? Questo territorio e le emozioni che le persone hanno vissuto su questo territorio sono state veramente molto più intense e molto diverse rispetto alla stragrande maggioranza dei territori italiani, anche all'interno della stessa regione. Per cui questa cosa ha fatto sì che ci sia stato un sentimento di appartenenza alla Valle Seriana che spero possa diventare un fattore positivo. Se noi riteniamo che la memoria delle persone che abbiamo perso sia semplicemente una ricostruzione storica e un mantenimento della traccia di quello che hanno fatto nella nostra comunità, noi non daremo giustizia al valore delle 188 persone che abbiamo perso in questo periodo. Noi dobbiamo cercare di far sì che anche i valori che abbiamo maggiormente riscoperto, le reti di relazione che abbiamo irrobustito nel periodo dell'emergenza, siano la rete sulla quale andiamo a costruire il nostro futuro. Papa Francesco ha telefonato a me ringraziando per quello che si stava facendo per sostenere il difficile momento di vita della comunità, ma io ho letto da subito in quel ringraziamento un'azione collettiva, cioè insieme abbiamo cercato di prenderci cura gli uni degli altri. Il Papa ha riconosciuto questa prassi come qualcosa di meritevole di attenzione, quindi quel ringraziamento di Papa Francesco, che immediatamente è diventato poi virale, mediatico, credo che voglia dire teniamo duro sul fatto di essere vicini, teniamo duro nel non lasciare indietro nessuno.